Trissino, prima selezione della Regione Veneto del concorso nazionale Miss Grumare. Ecco a voi l'animatore della serata, Giampi Michelusi. Grazie, buonasera. Che onore stasera. Buonasera, che bello. Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti allo scorso anno, vale a dire che mi hanno ibernato e sono tornato qui, cioè mi hanno tolto dal frigorifero proprio stasera, ha detto si riparte da Trissino, eccomi qua pronto, presente. Grazie e benvenuti nuovamente. Siamo al quarto anno qui a Trissino, quindi ringraziamo, poi abbiamo un sacco di ringraziamenti da fare, la giuria, eccetera. Però ringraziamo anche le ragazze, queste 16 ragazze che ci hanno creduto anche questa sera, alla quale forniamo questa stupenda palestra, questo stupendo palazzetto, nella quale diamo loro la possibilità di mettere in evidenza la loro bellezza e non solo. Ripeto, 16 ragazze, le sfilate che vedrete questa sera saranno ben 3 e poi aggiudicheremo Miss Trissino. Presento la giuria, abbiamo con noi Renzo Malfermo, assessore allo sport di Trissino, referente per la serata preferita di Trissino. Ramina Giampietro, assessore al bilancio di Trissino. Poi Gianmarco Pellizzano, che è consigliere comunale di Trissino. Nicole Bozzer, che è speaker di Valley Lab Radio. Guardate che colleghe che ho, alla mia veneranda età di colleghe che ho. Giovanni Ceranto, detto Jackson, consigliere comunale di Trissino. Fabrizio Giacomone, consigliere comunale di Trissino. Lorella Rasia, vicepresidente per loco di Trissino, brava Lorella. Dario Malgrande, assessore di Bianco. Assessore a che? Consigliere, vabbè dai. Poi Andrea Franco, che è organizzatore della festa dello sport di Trissino, nonché titolare dell'azienda Fonec, sponsor nazionale di Miss Grumare, e Cocco Marica, sei la moglie, ti stai vicino, Tu guarda, Andrea, guarda me, tu non guardare in basso, guarda sempre le luci alte e sta tranquillo. E soprattutto non farti beccare dalla moglie, perché poi a casa sono loro. Bene, allora io vi presento le nostre 16 ragazze. Via! L'ora di presentarvi la madrina della serata, una ragazza che io conosco ancora dal 2009, abbiamo iniziato un po' prima, però lei c'è sempre stata, conosco lei, conosco la sua famiglia, quindi vi presento, attenzione perché qua il nome sembra una concessionaria d'automobili. Fani Patricia Santana Mercedes, prego. Grumare 2009. Allora, tu ridi, ho già capito. Io sono 1 metro e nulla, se tiri via il metro resta nulla, però sai cos'è il bello? Il bello è essere ad altezza giusta, caro mio. E io ci sono, ma l'ho fatto apposta, fatto apposta. Mio padre ha sempre detto, quando diventerai grande andrai a lavorare. Io non lavoro, per cui non lavoro. No, dai,
bellissima ragazza, Mani, lei in nave nel 2009 ha vinto la fascia più ambita, la fascia più alta, tra l'altro in nave in quel periodo ho presentato io per alcuni anni all'interno di una nave da crociera e lì mi sono fatto un po' le ossa. Comunque, allora, Fanny, tu ci segui davvero da tanti anni, volevo capire che cosa ti ha regalato il concorso Miss Blumare e che cosa ti senti di dire a queste ragazze che stasera sfileranno qui a Trissimo. Buonasera a tutti. Beh, Blumare è stato il mio trampolino di lancio, insomma, è stata una palestra e come tutti sanno si parte con un concorso di bellezza dove impari a sfilare, a portare il portamento, tutto quanto. E Blumare mi ha dato questa opportunità e da lì ho iniziato a fare la modella, quindi anche fare il mio lavoro, che questo adesso è proprio il mio lavoro full time. E dopo comunque loro mi si sono trovati insieme con me bene e quindi si è creata una bella collaborazione, appunto sono qui con voi a far parte dello staff e quindi auguro a tutte le ragazze questa cosa, insomma, di darci dentro, che comunque dopo non si sa mai, si possono aprire un sacco di porte e quindi un lavoro e di continuare, se è questo che vogliono fare, di essere testate, di continuare. Ecco, lei lo fa di lavoro per cui ha raggiunto il suo obiettivo. Io chiamerei con noi le nostre ragazze per la seconda sfilata, prego. Aspetta, mi devo ricordare i miei giurati, eccola là con gli occhi. E te con il bastone, tutto bene? C'è quei nodi, sai, poi lo veniamo per bene. Perfetto, allora, la votazione, il criterio è l'eleganza della concorrente e tra l'altro nella sua personale scelta dell'abito, perché l'hanno scelto loro questi abiti. Per cui io chiamo una ad una le nostre concorrenti. Prego la numero 1, vai!
Gonzoli.
influenzare nessuno nella votazione, quindi accoglierei l'uscita di queste ragazze davvero con un grande e forte applauso. Grazie. Adesso dobbiamo cambiare solamente l'abito, dura la vita delle miste, vita dura. Voglio ringraziare gli sponsor nazionali Inco Benessere e Bellezza, prodotti per Cosmesi, MSC Crociere, Epil Experience, epilazione con laser a diodo, Fomec di Trissino, azienda di stampaggio lamiere, Ilaria Melli Gioielli, Euro New Pack Imballaggi, Atelier, Deanna Biaggi, Design My Cover, cover personalizzate per cellulari, Profumi The Felice, Media Partner il settimanale Ora. Poi ringraziamo anche l'organizzazione nazionale curata dalla Studio Immagine, agenzia di comunicazione di Tiene e Pacciamama Viaggi. Ringraziamento va anche al nostro Umbertone, collaboratore commerciale nazionale di Miss Blumare, che sta raccogliendo le votazioni. Poi ringraziamo gli sponsor di Miss Trissino, il gruppo Festa dello Sport di Trissino, Valliland Web Radio, si scrive Valliland, ok? Valliland.it e si ascolta la radio. Anche domani ci sono io dalle 9 alle 11, se riesco ad arrivarci, non me ne voglia Corrado, il presidente, oppure si può scaricare l'app per Android, iOS o Windows Phone, quindi per tutti i sistemi operativi presenti nei vostri smartphone. Vittoria Assicurazioni di Cornedo e Schio, Emporium Fashion Store di Valdagno, Gioielleria Ottorino Pasetti di Valdagno e il Filo del Vicentino.